Regione impegnata per sciogliere l'ultimo nodo che rimane ancora al momento bloccato ed è quello che riguarda i centri estivi per i bambini della fascia d'età 0-3 anni. Inizieremo a lavorare alla nuova ordinanza da domani, annuncia il governatore Zaia. Noi abbiamo approvato come regioni le linee guida, però a tutt'oggi il governo non ci ha dato alcuna approvazione. In attesa di una risposta da parte del governo che però tarda ancora ad arrivare, la regione sta tentando di spingere sull'acceleratore per poter partire. Noi non è che possiamo aspettare i figli, perché le famiglie non sanno più come fare. Quindi cercheremo di andare in soccorso, ovviamente rischiando non poco. C'è poi la questione rette a preoccupare non poco le famiglie. L'unica via di uscita in questa fase è quella di modificare le linee guida. Però abbiamo iniziato l'altro ieri. Altro fronte sul quale la Regione sta lavorando per dare risposte ai cittadini è quello dei trasporti dopo l'assalto ai treni nello scorso fine settimana. I treni non ce ne sono a sufficienza per il fabbisogno che c'è e così vale anche per tutto il resto del trasporto pubblico. Zaia ha per questo scritto al presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini. Per chiedere che ci sia una presa di posizione da parte delle regioni rispetto al trasporto pubblico locale.